Amici bellini, che privilegio poter parlare della conferenza di Kevin De Bruyne con il nostro stemma addosso. Onestamente è anche una cosa emozionante nel nostro nel mio piccolo. Noi siamo grandi, ma nel mio piccolo è una cosa emozionante perché eravamo rimasti a quando lui diceva stupid a Tancredi Palmeri, ma adesso invece tocca a noi. Cominciamo. Allora, se ieri avevo detto che OneFootball non è una piattaforma all'altezza del Napoli che sta nascendo, il Napoli mi ascolta e fa la conferenza sul proprio canale YouTube, che bellezza, dico io, poi salta tutto e quindi mi sa che anche deve essere un problema anche di fibra, nel senso che a Di Maro hanno rifatto i campi, magari l'anno prossimo rifacciamo la fibra perché non può essere che saltano queste cose. Ed è stata benvenuto Guido, che faccio il Guido 89, benvenuti tutti quelli che si sono iscritti al canale, grazie per la vostra pazienza giornaliera, quotidiana. E il like non va per la conferenza ma va per Kevin perché è un king. Cerco di aggiustare tipo per... Ci svegliamo presto al mattino, ma in realtà si poteva anche dormire un altro po' e aspettare che Calcio Napoli 24 la postasse integrale rispetto ai problemi che ha avuto il Napoli. Stavamo tutti quanti in chat e a un certo punto, quando si è parlato del sole e del mare, no, solo del sole ne ha parlato lui, salta tutto e così. Però ne abbiamo recuperato, ecco perché vi arriva un po' in ritardo, ma vi arriva. Io mi sposto perché questo io mi devo fare piccolo vicino a Kevin. Poi questa era la faccia di Kevin all'ennesima domanda: ma quali sono i motivi? Ma cosa ti ha spinto? Ma altre squadre? Ma come mai sei venuto? C'è proprio questa cosa, dici, ma non è possibile che sei venuto a... Che è successo? E niente, non ce la facciamo. E infatti la prima domanda è i 3 motivi. Tra l'altro i complimenti a Patrick Kendrick, io lo chiamo il mio punto di riferimento di Paramount Plus, che fa l'interprete per moltissime squadre. Ha un inglese perfetto e il suo italiano è altrettanto perfetto, addirittura sembrano 2 persone diverse, ma è sempre lui che traduce a Kevin e poi traduce a noi le risposte di Kevin. Io qua mi sono scritto tutto più o meno in inglese perché Kevin, continuo a chiamarlo Kevin, vabbè, parla un ottimo inglese, quindi mi è più facile scrivere così, però ce la faremo. Già stiamo a 3 minuti, una città niente. Cioè, tra i motivi, insomma, che lo ha spinto ad accettare è il fatto che è una squadra competitiva, una squadra che ha vinto l'anno scorso, è una situazione molto diversa, vastamente diversa dal City, anche un weather differente, insomma il clima non è da sottovalutare, ma ero a prescindere, ero eccitato dal progetto perché si capisce e mi hanno fatto capire che vogliono continuare a crescere e a vincere. Quali sono le tue expectation? Prima di tutto è un quality team che vuole essere competitivo, è il momento mio di adattarmi a loro, nel senso che vengo da una situazione, noi dobbiamo ricordare che lui è stato per ben 9 anni con Guardiola nel City, cioè parliamo di un modo di giocare completamente diverso, di un modo di affrontare le partite che è diverso rispetto a tutte le squadre del mondo. Quindi in questo momento lui ha anche l'umiltà di capire: mi devo adattare io alla situazione dove sto entrando, perché ci saranno degli schemi da mettere in pratica, non sarà una squadra costruita intorno a lui, dopo lo dirà chiaramente, ma lui ha una tranquillità, un'aura, ha un carisma e una tranquillità nelle risposte che io raramente ho visto nei calciatori. È proprio la forza della sua esperienza. Dice così: ma I'll take it easy, cioè me la prendo tranquilla e non c'è fretta, sono appena arrivato e quindi non c'è nessun problema. Radio CRC: ma cosa ti ha spinto? La stessa domanda prima. I was done with the Premier League, ho finito con la Premier League, avevo bisogno di una nuova sfida. In Italia c'è ancora un calcio ad alto livello e loro vogliono investire. Il progetto che gli ha detto: ma noi spendiamo, noi investiamo, noi vogliamo fare la squadra forte. Buonasera, grazie per essere venuti anche oggi. Conferenza stampa quindi modello Champions, abbiamo 30 minuti, quindi
Alla fine dei 30 minuti ce ne andiamo via. Quindi nessuno la prenda a male, come non lo facevo io quando ero al vostro posto. E io posso ancora dare qualcosa di me, posso ancora provare, testarmi e anche imparare, c'è anche la voglia ancora di imparare nuove cose, nuovi stili di gioco e nuove situazioni. Poi ovviamente la domanda su Lukaku, se è stato importante per convincere, sempre fate convincere, chi t'ha convinto, che succede? Qua lui dice I've called with him, l'ho chiamato con lui, insomma ho parlato con lui e con Driss, ma alla fine è una mia decisione e della mia famiglia. Ovviamente il fatto che ci conosciamo da una vita e lui torna addirittura ai tempi del Chelsea mi può aiutare con la lingua, qualche traduzione all'inizio e quindi aiuta, ma non è stato fondamentale. Poi il numero 10 sui pantaloncini, ma che emozione ti ha dato Madonna mia, voi non avete idea con chi avete a che fare. Vabbè, ovviamente ero sorpreso di ritrovarmi, di essermi ritrovato il 10 sui pantaloncini, perché sono assolutamente a conoscenza che la 10 è ritirata, è un onore, ma nessuna pressione, nessuna emozione, nessuna pressione dal numero di maglia così. Al massimo sono le pressioni che vengono da una squadra che vuole vincere, e quelle sono le uniche cose. Maradona è una delle leggende del gioco, but I am my own player, io sono me stesso, e ricordate che anche Neres dice io sono Neres, non sono il vice Kvara o il sostituto di Kvara. È stato più sorpreso o intrigato dalla trattativa? È stata la prima volta nella mia carriera che ero libero di contratto, e questa è una cosa un po' stressante per me, lui l'ha sofferta sta cosa. Poi sono arrivate le offerte di Napoli e di altre squadre, ma progetti molto differenti, anche uno stile di vita molto differente. Poi qua lui dice il sole non è da sottovalutare, io vivere 9 anni, poi più di 9 anni così comunque in Inghilterra secondo me è pesante. Comunque alla fine devo provare a me stesso che sono ancora in grado di dare il massimo in un calcio competitivo, e mi sembra evidente che le altre offerte forse sono arrivate o dall'Arabia o dall'America, e lì ovviamente con un cambio, un stile di vita completamente diverso entrambi, ma il calcio in se stesso si fa ancora in Europa, diciamocelo chiaramente. Qua si blocca tutto e dobbiamo passare a Calcio Napoli 24. Sei stato tanti anni con Guardiola ha detto che sei insostituibile, adesso Conte, che Guardiola ha detto è uno dei migliori. Cosa vi siete detti? Cosa? Kevin dice non è che ci siamo parlati più di tanto. Conoscevo ovviamente Conte quando è stato al Tottenham e al Chelsea, lì lui giocava a 5 in difesa, è uno dei migliori allenatori al mondo. Abbiamo fatto giusto un paio di sedute tattiche, ma nemmeno più di tanto. First a look around, cioè prima mi guardo intorno, io sono il nuovo che entra in un sistema che è già stabilito ed è già omologato e amalgamato. Adesso io entro e capisco come mi devo inserire. Il fatto che Conte sia rimasto è comunque un segnale importante che ha aiutato, perché ti dà quella strong presence, la presenza e la credibilità, è il fatto dell'allenatore credibile che diciamo sempre. È un buon segno, semplicemente uno stile differente rispetto a quello a cui sono abituato. Io sono qui per aiutare la squadra, non perché si debba costruire la squadra intorno a me. Quindi c'è umiltà, c'è realismo e c'è la consapevolezza di quello che può dare. Quanto ha aiutato la Champions per la scelta? Yes, it's important. Dopodiché arriva la preferenza tattica, che è la mia domanda preferita, dove io vorrei sempre sentire i giocatori dire no, a me mi piace giocare mezzala sinistra, voglio fare là così rientro e ho le mie cose così. Invece Kevin distrugge tutto e dice it don't really matter. E non è nemmeno un errore. Non vi permettete di dire che è un errore, perché si deve dire it doesn't really matter. No, it don't, perché è più slang e si usa. It doesn't really matter. Positions are positions. I feel like positions is something that happens before the game, and then you play depending on what space you get from the other teams. E lo dovete anche ascoltare, perché proprio dice la posizione in gamba, mezzalo, centrocampo.
non ha importanza, e soprattutto viene anche dalla mentalità Guardiola, perché se voi pensate al Guardiola con un mediano Rodri, poi 4 o 5 trequartisti sotto la punta, difensori che stanno lì solamente per far vedere che sono difensori ma poi te li ritrovi in avanti, come fai a inquadrarli i giocatori così? E lui ce lo dice proprio, la posizione in campo è una cosa che si fa prima della partita, dopodiché nella partita dipende dagli avversari come ti costringono a giocare, dove ti trovi, è tutto dinamico ed è l'azzurro fluido, per capirci. Poi Mazzocchi, le parole napoletane eccetera eccetera, ancora non so niente, cioè capisco qualcosina, ma ho intenzione di studiare con mia moglie e se mi date un po' di tempo faremo anche qualche intervista in italiano. Questa è una cosa che a noi piace molto, la disponibilità nell'apprendere la nostra lingua. Che città hai trovato, Dries Mertens? Ti immagini a essere come Mertens del futuro? State sognando proprio. E lui molto molto onestamente dice: Mertens è molto diverso da me, lui è un estroverso, io sono più introverso, e questo è un discorso che già vi avevo anticipato. Su Guaglione è diverso dagli altri, non è Noah Lang, ecco, da Noah Lang voi vi potete aspettare una cosa alla Mertens che si inserisce, o anche quello che poi è diventato McTominay nel finale di stagione, assolutamente inserito. Questo qua è un pochino più sulle sue, ma va benissimo, più orientato alla famiglia, però se la vivrà la città andando a mangiare fuori. Sono io che mi adatterò alla situazione, ho visto che sono molto calorosi i giocatori, lo avevo già visto, però era un giocatore del City. Metto la diapositiva quando è invitato da Mertens, cioè, poi sappiamo che lui si è sposato in costiera, però mi sto rendendo conto di quanto siano calorosi, e è tutto normale. It's a lot, è molte, è parecchio, è assai, però lui capisce che è fatto per amore e quindi non c'è problema. E insomma, fatemi vedere, lasciate i like perché fatemi vedere se sono successe delle cose, così facciamo un recap anche delle novità, perché mi stanno taggando. Quanto è bello Oriali, Maronami, che spettacolo. Il mio Nicola che si è fatto la bandiera di Oriali e la sta mostrando, ma è bellissimo. Dovete entrare nel gruppo Telegram, abbonatevi, entrate nel gruppo Telegram, così facciamo il fantacalcio insieme. E oltre a questo ci sono tante cose che non possono accadere sul canale, dietro le quinte io mi esprimo anche un po' più liberamente, se vogliamo, perché giustamente siamo tra di noi, siamo quei pochi intimi della community, e quelli che poi chiamo ai miei collaboratori, perché non mi posso anche prendermi 2 giorni di pausa e non mi perdo niente, perché ci sono sempre i recap da noi. Insomma, le ultime novità, scusa Kevin, perché sono così, mettiamo l'ufficialità ovviamente di Luca che si sta già allenando, aspettiamo Beukema sul campo, ci siamo. Discorso Ndoye, ci sono interessamenti di altre squadre che possono infiltrarsi e dare un po' fastidio alla trattativa. Ripeto la solita storia, che insomma per far entrare Ndoye deve muoversi. Sembra quasi che sai, poco. Allora, muoversi qualcuno, uno tra Mazzocchi, magari Raspadori, tutti gli altri che stanno qua sono intoccabili onestamente. E vicino anche l'acquisto di Milinkovic-Savic per la Porta, ne abbiamo già parlato, trovate tutti i video di approfondimento tattico sui calciatori. E io mi sono permesso, stavamo parlando con gli amici, di mettere Elmas qua, perché non se ne parla mai, e non se ne parla più. Se ne è parlato, però tra Ndoye 40 milioni così, USA non c'è problema, lo sappiamo. Qualcuno parla ancora di Chiesa, altri prospetti. Io devo aprire il carro Elmas, che quanto costa? 15, 17 milioni, così, che l'hai venduto a 25, hai fatto ampia plusvalenza. Con Elmas tu esterno a sinistra, esterno a destra, mezzala dove vuoi, le posizioni tattiche non significano niente, ci ha detto Kevin, e quindi io riapro il carro Elmas. E non sono un amante delle minestre riscaldate, ma con lui innamoratissimo di noi, correva come una bestia anche con tutti gli altri allenatori di prima. Immagina sotto Conte Elmas che fa, uno con quell'applicazione, con quella voglia di dare tutto per la maglia che ha sempre fatto in tutte le posizioni del campo,
con aggiunta di gol nelle gambe, tecnica e testa di farlo. Io non credo che ci sia un profilo migliore in questo momento e conosce l'ambiente, dai, quindi se si potesse fare, se ne parla pochissimo, forse il Napoli non l'ha mai preso in considerazione, ma io credo che bisogna riaprire il carro e farla girare st'idea, perché va benissimo Ndoye, tutto quello che volete voi, ma 40 milioni io ne spendo la metà per Elmas, che secondo me è molto, ma molto più forte di Ndoye, nonostante Ndoye mi piaccia, ma 40 milioni, ma non esageriamo, che se 40 milioni offre l'Inter per Lookman, Ndoye no, dai, no. Quindi quest'è, nell'attesa anche di un Osimhen, che insomma pare che ci siamo, anche là aspettiamo che ci siamo, e tutti gli amici bellini che si stanno incontrando a Di Maro, spettacolari. Non ho finito, sono pronto a mettere in campo i nuovi giocatori, devo andare a lavorare. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio, vi chiedo dei like che per voi sono gratis e a me aiutano tanto. Terrificante a livello tecnico e anche a livello di contenuti la conferenza di De Bruyne, ma il ragazzo soddisfa.